settima luna era quella del Luna Park. Lo scimmione si aggirava dalla giostra al bar, mentre l'angelo di Dio bestemmiava facendo sforzi di petto, grandi muscoli e poca carne. Povero angelo benedetto. La sesta luna era il cuore di un disgraziato che maledetto il giorno che era nato, ma rideva sempre. Da anni non vedeva le lenzuola con le mani sporche di carbone. Toccava il culo a una signora e rideva e toccava, sembrava lui il padrone. La quinta luna fece paura a tutti. Era la testa di un signore che con la morte vicino giocava a biliardino. Era pelato ed elegante. Buonasera Antonino, a te la linea? Buonasera a te Natalia, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, ben trovati, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1081 di oggi, martedì 18 novembre dell'anno del Signore 2025, cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fede di Giulio Cainarca, le videopillole, la rassegna stampa di Semivarin e molto altro ancora. 340-670-9659 per le vostre zap o WhatsApp oppure 0292947222 se volete essere dei nostri. Intanto Natalia, ancora buon lavoro e tra poco dovremmo avere per il qui Parlamento con noi l'onorevole Alberto Bagnai, parleremo della manovra e nel frattempo vi diamo anche le ultime notizie. Le ultime notizie sono che mentre una nota agenzia di stampa batteva un eventuale presunto insulto sessista di Trump a una giornalista che le avrebbe detto stai zitta cicciona, il mondo invece sta seguendo l'incontro tra Trump e Mohammed bin Salman, il principe ereditario saudita che è a Washington quest'oggi, anche perché Trump sta cercando il più possibile di convincerlo alla firma e alla ratifica degli accordi di Abramo, quello che l'assalto di Hamas del 7 ottobre 2023 ha fino ad oggi impedito e comunque rallentato. I sauditi da parte loro dicono va bene, noi l'accordo lo firmeremmo pure, però voi dovete convincere Israele a riconoscere lo Stato di Palestina. Ma nel frattempo Israele ha fatto sapere che non se ne parla neanche. In tutto ciò i sauditi dicono vabbè cara America, noi abbiamo in parola un accordo da 600 miliardi di dollari, noi vorremmo avere accesso alla tua intelligenza artificiale, ma soprattutto al tuo nucleare per lo sviluppo pacifico. E gli Stati Uniti d'America utilizzarlo a scopo militare, non potete fare l'arricchimento come invece stanno facendo gli iraniani, che tra l'altro con un'intervista del vice ministro degli esteri alla CNN hanno spavaldamente detto che loro vanno avanti malgrado i colpi ricevuti nel corso della guerra dei 12 giorni. Insomma, non ci stiamo facendo mancare assolutamente niente a livello planetario, ma noi ci concentriamo su eventuali momenti di defiance di Trump o sulla vicenda Epstein, che peraltro finirà nel suo caso come una bolla di sapone. Vabbè, questo, siamo molto bravi a raccontarci le nostre illusioni e le nostre speranze. In Italia sapete che è imperversa questa polemica su questo retroscena che Maurizio Belpietro ha pubblicato stamane sulla Verità, un consigliere del presidente Mattarella, un ex parlamentare, avrebbe detto insomma vabbè tanto alla fine della fiera ci sarà modo e maniera di fermare il centrodestra alle prossime elezioni dando la possibilità di creare un centro alternativo che dreni voti
alla parte diciamo del centrodestra e di conseguenza impedisca alla destra di tornare al governo. Il Quirinale ha smentito esprimendo stupore, insomma la cosa sembra per il momento chiusa, ma Belpietro dice che è tutto vero. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. Io do il bentornato all'onorevole Alberto Bagnai. Buonasera e ben trovato. Buonasera, grazie per l'invito. E allora, questa manovra, cosa c'è di buono, cosa si sarebbe potuto fare un pochettino meglio, quali sono i punti di forza? Ma mi hai dato una notizia sconvolgente, che non serve a niente fare delle buone manovre perché tanto poi con congiure di palazzo le maggioranze vengono mandate a casa. Sbaglio o stavi parlando di questo poco fa? Ma insomma io non posso non posso pensare che un quadro così fosco si presenti in una democrazia solida e matura come la nostra. Ma insomma, come si dice, a pensar male si fa peccato, vero? Però forse si campa più a lungo. A me sembra che dietro questa idea di sconfiggere la destra-destra, che saremmo noi, creando un centro-centro, ci sia una gigantesca miopia politica. E non ti sto portando in barchetta, come si dice qui nella capitale, cioè non sto eludendo. È che il successo o l'insuccesso della manovra dipende esattamente da quello che ha assicurato il successo del centrodestra, cioè l'assurdità delle regole europee, la disciplina di bilancio che ha distrutto il paese. La sinistra, con tutto il rispetto, si è prestata a fare da utile idiota a questo blocco di potere non allineato con gli interessi del nostro paese e adesso deve pagare pegno e pagherà pegno a lungo. Ho sentito questa mattina in rassegna stampa che questo autorevole consigliere del signor Presidente della Repubblica parlava di potenziali incidenti e qualcuno, non so se un commentatore o lui stesso, metteva una crisi finanziaria fra i potenziali incidenti che potrebbero mettere in difficoltà il governo. Ma io in realtà ricordo che quando è arrivata la crisi finanziaria il consenso di chi era contro questo sistema assurdo si è più rafforzato che indebolito, quindi ci sono discorsi che mi sembrano veramente privi di senso. Comunque, vabbè, scusa, sto divagando. Che vuoi sapere di bello? Allora, è slittata la scadenza per la presentazione degli emendamenti segnalati, cioè di quelli un po' più veri degli altri, ed è slittata a domani pomeriggio. Cosa funziona e che cosa non funziona? Ma direi che la Lega è riuscita a portare a casa molte delle sue proposte, a partire da quella di cui tanto si è parlato, che è la rottamazione delle cartelle, su cui naturalmente ci sono ancora dei margini di miglioramento, però quello che vorrei dire, perché della manovra di bilancio si comincia a parlare appunto a fine settembre, ottobre, così, noi insomma ci stiamo lavorando da un po', se consideriamo la posizione dalla quale eravamo partiti, devo dire che tutto sommato non possiamo lamentarci delle soluzioni alle quali siamo arrivati. Molto bene. E cosa si sarebbe potuto migliorare di questa benedetta manovra? Perché poi tra l'altro i grandi rischi in questo momento sono il famoso assalto alla diligenza. Allora, dunque, cosa si sarebbe potuto migliorare? Ma ci sei? Sì. Mi senti? Sì, perfettamente. Allora, migliorare si può sempre migliorare tutto. Vado dalle cose, diciamo, più generali a quelle più particolari. Si sarebbe potuta migliorare l'impostazione, per esempio, secondo alcuni, e quindi fare una manovra più aggressiva in termini di deficit. Ora, il problema è che, e quindi, come dire, di maggiore sostegno alla crescita. Ora, questa è una posizione rispettabile, però ci sono due problemi. Il primo è che chi ci accusa di aver fatto una manovra troppo restrittiva con il 3% di deficit sono gli stessi che pensavano di aver sconfitto la povertà con il 2% di deficit, e questa breve storia triste, diciamo, finisce qui. La seconda, che è un pochino più seria, è che purtroppo, per come è costruita l'Unione Europea e in particolare l'Eurozona,
viene premiato chi frena sulla crescita. Non tutti sanno, io non so perché la gente continua a chiamare la Germania la locomotiva dell'Eurozona, ma il successo della Germania è stato determinato dal fatto che è sempre cresciuta in media meno dell'Eurozona, il che le ha consentito di non accumulare deficit estero. In questo momento il nostro paese si sta comportando esattamente come si è sempre comportata la Germania. Se questo è il campo di gioco e queste sono le regole, bisogna interpretarle, poi dopo si vedrà. Poi scendendo giù per i rami, la rottamazione potrebbe essere più estesa, si sta parlando di inserire anche i cosiddetti accertati, cioè le cartelle che sono derivate in seguito ad accertamento, e ci si sta lavorando. Il punto fondamentale è che naturalmente saremo sempre tutti scontenti, no? Perché ogni forza politica che compone la maggioranza di centrodestra ha le sue priorità politiche, che utilizza, che poi sono priorità che hanno uno scopo, come dire, lo scopo di distinguersi dalle altre forze politiche. L'elettorato di riferimento più o meno è quello. Questo ci permette di dire che la manovra sarà veramente buona se scontenterà tutti, in un certo senso, nel senso che si sarà trovato un punto di mediazione dove nessuno possa, come dire, cantare vittoria, ma tutti abbiano avuto la possibilità di avanzare di un passo sulla strada di un programma che comunque dovrebbe essere comune. Molto bene. Ecco, quali bene, saranno no, adesso? Però, diciamo, sì. Questa è la manovra che ci possiamo permettere con il budget che abbiamo, diciamo così. Certo, è chiaro che si potrebbe, vediamo, tra l'altro io insisto su un punto, in questo momento ci sono due paesi, sono uscite le statistiche, no, sulla crescita e vedono l'Italia fanalino di coda della crescita, poi vedremo se sarà vero. Io voglio ricordare che 2 anni fa dicevano che eravamo cresciuti dello 0,7%, poi è saltato fuori che invece la crescita effettiva a consuntivo è stato dell'1%. Voglio ricordare a tutti che quanto è la crescita di un paese purtroppo lo si sa solo 2 anni dopo, perché quello più o meno ci vuole per consolidare le statistiche, e quindi nel frattempo anche queste previsioni dell'Unione Europea di cui tanto si parla sono uno strumento di polemica politica che cerca di, come dire, indebolire una maggioranza che tutto sommato è ancora un po' sgradita perché è di destra nelle sedi europee, che ancora si vedono come di sinistra, però poi insomma tenere la barra dritta come sta facendo il ministro Giorgetti al MEF, tutto sommato mi sembra molto meglio di tante alternative. Molto bene. Allora, gli impegni per questa settimana quali saranno ancora? Ma gli impegni per questa settimana, allora io parli dei miei personali o quelli del riferito professionali di bilancio? Io parlo professionali. Allora devo guardare l'agenda perché sono talmente smemorato, vivo veramente un minuto alla volta. No, per quel che riguarda la legge di bilancio ci si è presi un pochino più di tempo per decidere su quali emendamenti spingere, e poi inizierà prima o poi la discussione in commissione. Ricordo che la discussione in commissione è al Senato e diciamo non è dato prevedere quando arriverà alla Camera, dove invece sono io, e quali spazi ci saranno di manovra alla Camera. La Camera non credo che ce ne siano tanti di spazi di manovra, onestamente, questo perché dipende insomma dai tempi che si prenderanno i colleghi al Senato. Questo è chiaro. Poi per quel che riguarda viceversa i miei impegni, sono ancora qui fino a giovedì e poi parto per il mio collegio, dove ho diverse cose da fare, da incontri politici a incontri più culturali, compreso un bel Don Giovanni al Teatro Marrucino di Chieti, per chi fosse interessato all'opera lirica. Che meraviglia. Allora, grazie e al piacere di risentirci presto. Grazie a te e sono sempre a disposizione per raccontarvi quello che succede qui. Molto bene.
Adesso pausa e poi Ennio Morricone, Dance On del 1978, a tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma, permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, cioè noi sono numero chiuso, Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare un regalo al Sordo Tour, perché il Sordo Tour voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto, fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Qui Parlamento.
Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. You consider me the young apprentice, caught between the silver and Charybdis. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te Natalia, alle 18:39 in questo momento, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1081. E allora avete appena ascoltato Dance On di Ennio Morricone nel 1978. Sì, la colonna sonora di stasera è un omaggio a Carlo Verdone e ai suoi film. Abbiamo cominciato con L'ultima luna nel 1979 di Lucio Dalla, adesso Dance On del 78, che è stata usata sia in Un sacco bello che in Bianco, Rosso e Verdone, la leggendaria scena di Ametrano all'autogrill. E adesso è il momento di Scuola di Magia. Stasera non abbiamo la possibilità di avere con noi il senatore Claudio Borghi Aquilini, ma lui ci ha pensato e quindi abbiamo la puntata di questa sera che, cara Natalia, ti prego di mandare in onda. Buon ascolto. Non è drittissimo. Vabbè, quello che passa al convento. Buonasera, ed è un po' che oggettivamente non ci sentiamo. Evidentemente colpa mia, ho troppe cose cui stare dietro, ma effettivamente non dovrei trascurare. Non dovrei trascurare l'idea di stare un po' con voi. Allora, perché è opportuno parlarne? Innanzitutto perché vi devo ragguagliare su come sta andando la legge di bilancio, perché questi sono i giorni decisivi. Ricapitolo. La legge di bilancio è stata varata dal governo, dopodiché è stata passata al Parlamento. Una volta passata al Parlamento, i parlamentari giustamente vogliono emendarla. Significa, voglio cambiarla in modo tale da aggiungere qualcosa o togliere qualcos'altro o mettere qualcosa che mi sembra più utile o più importante. Attenzione. Una volta uscita dal governo, cioè la decisione principale del governo è il deficit che si vuole fare, il famoso 3%, dopodiché dice come vorrebbe che fosse. Il Parlamento può cambiarla come vuole, ma ha due vincoli. Uno, il governo dà sempre un parere su qualsiasi cambiamento, quindi anche se in teoria il Parlamento potrebbe sbattersene, è evidente che deve cercare di accordarsi. Dal mio punto di vista, tutta questa sacralità del parere del governo potrebbe anche non essere fondamentale, perché dal mio punto di vista il Parlamento dovrebbe riprendersi degli spazi, però nella prassi significa che in un modo o nell'altro le cose devono essere più o meno concordate. Quindi dicevamo parere del governo. Secondo limite da parte del Parlamento per cambiare la legge di bilancio sono i famigerati saldi invariati. Quindi significa che io non posso dire facciamo una spesa in più e questa la mettiamo a deficit. Devo rimanere all'interno di quel 3%, per cui significa che se io voglio spendere qualcosa o voglio tagliare delle tasse, spendere qualcosa in più rispetto al testo originale del governo o tagliare delle tasse in più rispetto al testo originale del governo, devo indicare le famigerate coperture. Quindi in buona sostanza devo indicare da che parte prendo i soldi in più che voglio spendere, quindi presumibilmente con delle ulteriori tasse, oppure da che parte devo
tagliare delle spese, no? Pur sempre per vedere di coprire questi denari in più oppure questi tagli di tasse che voglio mettere. Quindi sia che io voglio spendere di più, sia che io voglio tagliare delle tasse, devo indicare o quali minori spese devono essere fatte per pari importo, oppure quali nuove tasse devono essere aggiunte sempre per arrivare al pari importo. Ora, per certi versi è ovvio che è sbagliato il punto di partenza e così via. Il Parlamento, dal mio punto di vista, dovrebbe essere libero, volendo, di fare i deficit che vuole, perché anche se il governo non è d'accordo con i vincoli, cioè invece è d'accordo con i vincoli europei e tu invece volessi fregartene dei famigerati vincoli europei o degli accordi o della legge di stabilità o di quella cosa lì, dovresti essere libero di poterlo fare. Dall'altra parte tenete presente che il fatto di stare all'interno dei saldi della legge di bilancio in certi casi probabilmente contiene il delirio, perché è evidente che i parlamentari sono i vostri rappresentanti, quindi non esiste nessuno fra i parlamentari che vuole mettervi più tasse e non esiste nessuno che vuol tagliare qualsiasi tipo di spesa, perché nessuno vuol danneggiare chi lo elegge, no? E il risultato quindi che cos'è? Che non so, io non ho mai vissuto in uno stato dove non c'era nessun tipo di controllo, nessun tipo di deficit fissato. Penso che potrebbe diventare divertente, cioè nel senso, a un certo punto allora dice, ma perché non si dà 1 miliardo di qui, e ma allora perché non si dà 1 miliardo di là, verrebbero fuori dei deficit importanti, mi verrebbe da dire. Poi, per carità, a me personalmente sono molto, molto agnostico anche sul fatto che si venisse fuori dei deficit importanti, perché poi in ogni caso se ne risponde, se vengono fuori dei deficit importanti e l'economia migliora, alla fine ben vengano i deficit importanti. La cosa che mi fa minimamente girare le balle è quando i deficit vengono fatti senza nessun tipo di calcolo in legge di bilancio, in altra legge, vedi superbonus, facciate o similari, e quando invece arriva al centrodestra, ecco che tutto è controllato al minimo centesimo. Chi alla fine controlla questo minimo centesimo è la Ragioneria Generale, che alla fine dà la bollinatura. Vorrei ricordare, per chi dubiti che anche questa figura non è assoluta, non è che la Ragioneria Generale dice la verità, la Ragioneria Generale dice la sua opinione. Vi ricordate la questione delle multe per obbligo vaccinale? Se ben vi ricordate, non si potevano cancellare perché si diceva, la Ragioneria diceva, tu non puoi cancellare le multe perché se vuoi cancellare le multe dovresti mettere a bilancio la stessa cifra del totale importo delle multe. Cambia ragioniere, arriva la ragioniera attuale, che è la dottoressa Daria Perrotta, e concorda con me invece che alla fine non dovevano esserci a bilancio già i valori delle multe, che tanto non sarebbero mai state incassate, perché in una maniera o nell'altra dopo 12 rinvii che si era fatto era veramente ridicolo pensare di provare a esigerle, rinvii di cui me ne vanto e cancellazione di cui me ne vantissimo, se devo dire, perché era oggettivamente oscena come idea. All'interno di questo quadro, quindi, che cosa succede? Che i parlamentari, come ho detto, emendano. In teoria dovrebbero emendare poco, ma non so se vi ricordate, la legge di bilancio
all'inizio di questa legislatura, dissero: ah no, i senatori non devono fare emendamenti perché dobbiamo dare un segno di serietà, precisione, tipo la manovra va fuori così com'è. Risultato: il governo passava tutti gli emendamenti che voleva, senatori niente, non potevano toccare un tubo, e la legge poi doveva essere votata così com'era, solo con le modifiche del governo per tramite dei relatori. Hamburger di carne italiana, cheddar, bacon, Billy BBQ, solo da Old Wild West. È sempre bello tornare a casa, se ad accoglierti non sono i cattivi odori. Prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution Comfort. Sinceramente non è che può durare più di tanto, ecco, un discorso del genere, ed ecco che infatti quest'anno non ci hanno neanche provato. Non avendoci provato, c'era qualche arretrato evidentemente di desiderio di cambiare qualche cosina, sono stati depositati 5.000 emendamenti. Quando si depositano gli emendamenti, io veramente, è una cosa che divento matto, cioè si è subissati da qualsiasi tipo di soggetto, la Conf qualcosa, l'Asso Sala Martina, la Feder, per la maggior parte soggetti che non si sono mai fatti vedere, mai, e che arrivano lì che improvvisamente sono tuoi amici, no? Perché noi lo seguiamo tantissimo. Ecco, ci sarebbe questo piccolo cambiamento a cui terremmo molto, perché poi non vi dico le liste dei precari, i precari di questo, i precari di quest'altro, i precari di su, i precari di giù. Basterebbe una piccola modifica, una piccola leggina, ed ecco che scorre la graduatoria, e quindi si sana una ingiustizia, precari da sempre, cose di questo tipo. Non vi dico poi le questioni, perché c'è questa roba qua, c'è questo qui. Ora, tenuto presente che la stragrande maggioranza di questi casi dovrebbe, e questo sì, essere gestita dal governo, perché il Parlamento fa le leggi, il governo attua la politica, no? Per cui se il governo pensasse che è giusto mettere dei fondi per questa cosa rispetto a quest'altra, tutti i ministeri hanno ogni possibilità di poterlo fare. Non è che il Parlamento deve diventare la succursale delle cose che non fanno i ministeri. Non solo. Per una marea di gente la legge di bilancio è l'appello, la Cassazione di cose che non sono andate bene all'interno delle commissioni di merito. Quindi c'è un disegno di legge che si discute in commissione ambiente, no? Perché la valle contro la diga di qualcosa. Ecco, invece supponiamo che invece lì in commissione ambiente discutono e dicono che la diga ci vuole perché l'acqua, cose di questo tipo, ed ecco che improvvisamente arriva il comitato stamattina, no, in commissione bilancio e per tramite di contatti con quest'altro senatore dice: qui c'è questa incredibile ingiustizia, dovete assolutamente depositare un emendamento contro la diga di questa qua, perché sennò altrimenti non mi arriva l'acqua nel ruscelletto. Ma non lo sappiamo noi ovviamente che cosa c'è dietro queste operazioni, queste cose. Tu senti qualcuno che viene lì a parlare con te, ma c'ha ragione tutti. Chi darebbe torto al fatto che guarda questa cosa qua, guarda questa ingiustizia, e pensa che aspettiamo da 10 anni, no? Ma noi non lo sappiamo, non siamo la commissione ambiente, non siamo la commissione lavoro, no? che decide le graduatorie e cose di questo tipo, non lo sappiamo perché una cosa sì, perché una cosa no. Per cui il risultato che cos'è? Che parte una biglia impazzita, no? Con la gente che in questo momento vuole assolutamente che tu glielo depositi, qualsiasi cosa, anche se poi
non c'è una costruzione politica, non ci hai ragionato da tempo, non sei venuto da me a pensarla per vedere di costruire un percorso fatto abbastanza bene, no? Tutti subito, no? La magia, l'idea della magia messa dentro dal Movimento 5 Stelle, puff, no? Cioè, invece di costruire una cosa con anni cioè, l'IVA sulle opere d'arte, quello che a qualcuno l'ha capita cos'era l'importanza di quella cosa, altri continuano a dire ecco l'IVA sulle opere d'arte invece del pane, invece del coso. Questa roba che sta salvando tanti posti di lavoro non è che l'ho inventata la mattina dopo, è una cosa che stiamo andando avanti a studiarla da anni, no? E poi porta a determinati risultati. Fatto sta che in ogni caso tutti vogliono depositare l'emendamento perché sperano che la pallina, no, della casualità, della spartizione, perché quindi due da una parte e due dall'altra, si fermi sulla loro casella. Mi sono abbastanza accorto di come funzionavano le leggi di bilancio quando il primo anno da deputato andai a gestire una legge di bilancio come presidente della commissione bilancio e lì mi resi conto che era il succo, no? Cioè veramente una roba tot denarini che potevano essere utilizzati per qualcosa o qualcun altro, allora devi darne un pochettino all'opposizione perché così facendo l'opposizione non rompe le balle più di tanto, e dargliene un pochettino alla maggioranza però in questa maniera qua, no? Però loro non saranno mai contenti, allora bisogna cercare di fare la discussione dove farli capire. Una roba di questo tipo, quindi niente di particolarmente epico o eroico, no? Cioè tutto una cosa che deriva, ahimè, per la maggior parte dei casi, dalla compressione del Parlamento, perché se ci fosse più margine per il Parlamento anche per fare leggi di spesa, il Parlamento è quello che manda i vostri rappresentanti, quindi sa cosa sono le vostre esigenze e si potrebbe discutere di quello. Invece no, Parlamento, niente. Tutto il governo è difficile da raggiungere, perché per i cittadini andare a parlare con il ministro così è quasi impossibile, molto più semplice parlare con un parlamentare. E il risultato è che tutto si scarica da noi. Quindi 5.000 emendamenti, la Lega ne ha depositati, se non mi ricordo male, 399 o qualcosa del genere. Quelli che ne hanno messi di meno da parte della maggioranza, 600, Fratelli d'Italia e così via. E qui poi adesso arriva il giochino. La gente si legge il fascicolo degli emendamenti e il cuore gonfio di speranza dice guarda, io ho rotto le balle il Forza Italia, a Fratelli d'Italia, alla Lega, al PD, al Movimento 5 Stelle per salvare Canguro Albino e cacchio l'hanno passato tutti l'emendamento per salvare il Canguro Albino, e quindi basta, cioè nel senso ci sono 5 che hanno proposto l'emendamento per salvare il Canguro Albino e quindi è fatta. No, l'emendamento il parlamentare te lo passa anche solo per cortesia, no? Una volta depositato l'emendamento, poi arriva una considerazione abbastanza banale che dice sono 6.000 gli emendamenti, abbiamo 10 giorni per valutarli, che facciamo? Neanche da dire vabbè, ci mettiamo lì giorno e notte e ne facciamo 600 al giorno e così facciamo. Quella è stata la mia grande idea quando nel 2018 ero riuscito a far fare 2 letture. Ho detto almeno proviamo a parlarne, a discuterne di tutti. Allora avevamo fatto un bellissimo giro di fascicolo, togliendo prima un lavoro fatto bene. Adesso non ci si prova nemmeno, no? E allora dice ma se anche noi discutessimo di 600 emendamenti in un giorno, cosa pressoché impossibile, anche perché l'opposizione potrebbe anche mettersi a fare ostruzionismo, no? E similari. Però senza il parere del governo non si vota.
E quindi il governo cosa deve fare? Il governo deve esaminare l'emendamento, dopo che ha esaminato l'emendamento deve chiedere i pareri a tutti i ministeri dicendo: ma siete d'accordo per questo emendamento? Perché magari il Ministero delle Infrastrutture può essere d'accordo sul fare una strada indicata sull'emendamento XYZ, però il Ministero dell'Ambiente potrebbe non essere d'accordo su questa strada, il Ministero degli Affari Europei potrebbe dire ma no, perché questa strada non è all'interno dei vari programmi che invece si potrebbero fare una cosa dell'altra, poi arriva il Ministero dell'Economia che dice non ci sono i soldi che sono indicati per questa strada sono pochi, non sono su quel capitolo, e poi arriva la Ragioneria che gli dice no, perché ci vorrebbero 10 milioni e le coperture non sono quelle giuste, non c'è abbastanza capienza e così via. Alla fine arriva il povero sottosegretario in aula, in commissione bilancio, e ha il bel fascicolo, no? Nel fascicolo ha i pareri, allora dice questo parere contrario, questo è parere contrario, questo è parere contrario, questo è parere contrario, e tu al massimo gli puoi chiedere perché parere contrario? Guarda, qui c'è parere contrario del Ministero dell'Ambiente, no? Allora dice guarda, accantona, questa tipica cosa, accantonalo, non andiamo a votarlo subito, intanto chiami il Ministero dell'Ambiente dicendo ma guarda che tu hai dato parere contrario, ma che cazzo, sì, certo, ho dato parere contrario, ma vuoi fare una conceria dentro nella laguna di Salcavolo, no? Dove pasce la tinca salterina. No, ma guarda, allora metto il depuratore. Se metti il depuratore va bene, allora metti il depuratore, arriva il MEF e ti dice però guarda che così costa di più e quindi devi cambiare tutte le cose. Capite? Non è esattamente un lavoro semplicissimo, ecco, mettiamola così. Fatto sta che impossibile pensare di ragionare in questo modo per 6.000 emendamenti. Ed ecco che quindi arriva implacabile la grande idea dei segnalati, dicendo no, guardate, 6.000 non è possibile, facciamo 400, i senatori sono 200, facciamo 2 emendamenti a senatore e vedete che ce la ragioniamo così. A quel punto fanno una bella griglietta dove dividono per i gruppi gli emendamenti sulla base delle consistenze dei gruppi, cercando di lasciarne un pochettino di più a quelli più piccoli per evitare che un singolo senatore sia costretto, perché magari ci sono dei gruppi di 1 o 2 senatori, le autonomie, cose di questo tipo, che il singolo senatore possa mettere solo 2 emendamenti anche se è un gruppo piccolo, no? Allora a quel punto cosa succede? Ti danno la tua quantità, allora dice la Lega quanti ne vanno? 57, benissimo, quanti ne hai depositati? 399, very good. Allora a quel punto cancellane un tot, cioè non segnalarne un tot, e tu mi segnali 50 che per te sono quelli prioritari. Apriti cielo. Le centinaia che avevano visto finalmente il loro emendamento depositato, quelle cose lì, e non se lo vedono segnalato, il mio emendamento non segnalato, ma come? Certo, però se sono 400 e noi siamo stati anche bravi e devo farli diventare 50, capite bene, non è che posso inventarmi più di tanto. Però bisogna stare attenti, perché poi il rischio è che non hai segnalato quell'emendamento lì che effettivamente era importante per segnalare quest'altro che invece è una cazzata. Complicato. Dopodiché, una volta che ci sono i 400, verrà fuori che sono sempre troppi. Allora bisogna fare la super mega segnalazione. Tutto fatto malissimo, tutto fatto malissimo. Guarda, lasciamo perdere. Comunque, fosse per me, io la cambierei tutta, ho già fatto tutte le mie proposte e così via, ma risulta
evidentemente più agevole prendere e tenere questa impostazione perché è la prassi, perché si è sempre fatto così e così. Va bene? Ok, contenti voi? Facciamo così. Comunque il risultato è che siamo al momento, no, alla vigilia della segnalazione. Dopodiché ci sono, al di là dei segnalati e non segnalati, vedrete che verrà fuori poi il casino perché i ministeri a loro volta si rendono conto che hanno delle cose importantissime, che Dio, ecco, caspita, non l'ho messa nella legge di bilancio, ma questa roba qua, no, questa roba qua la devo fare per forza. E allora cercano di infilarsi dentro nei segnalati o in quelli dei parlamentari, facendoli incazzare come delle bisce, perché ovviamente uno dice ma già io ne devo mettere solo 2, se poi arrivi tu governo e dici guarda uno dei 2 me lo becco io perché devo assolutamente segnalare qualcosa, ricominciano i malumori e quindi va bene, lasciamo perdere. Però il risultato insomma è questo. All'interno di questa, ve lo racconto per 2 motivi. Uno, per aggiornarvi. Ma il secondo è che dietro ogni emendamento che viene cancellato c'è una storia potenzialmente importante. Non è che sono tutte cazzate. Cioè, magari c'è una storia che il governo ha trascurato, un ente di eccellenza, una situazione di crisi che forse è stata non osservata in modo sufficientemente attento, cose meritevoli di una maggiore attenzione, un po' a tutti i livelli. E poi invece ci sono anche potenzialmente dei cambiamenti importanti di impostazione che necessiterebbero di una discussione che evidentemente non c'è stata. Esempio, il mio emendamento sul fatto di dire vendete il MES e con i 15 miliardi, se ci sono questi 15 miliardi, tagliamo abbondantemente le tasse, ma tanto. Tenete presente che il cuneo fiscale, quindi dare una bella sforbiciatina di 2 punti percentuali dell'aliquota centrale per il ceto medio, costa sui 3 miliardi, no? All'incirca all'anno. Voi immaginate, se fossero 15 miliardi significherebbe tagliarne non di 2, ma di una percentuale molto più consistente per 3 anni. Immaginate 5 miliardi all'anno per 3 anni, di questi 15 miliardi significa che io per 3 anni potrei tagliare invece del 2% circa del 5%, no? L'aliquota centrale per il ceto medio. E vedete che a questo punto invece di 400 euro all'anno comincerebbero a diventare 1000, a quel punto sono quasi 100 euro in più al mese e secondo me anche all'interno della classe media, insomma, un 100 euro in più al mese comincia a diventare significativo, che si aggiunge a quello che era già stato dato per i redditi bassi, insomma una detassazione significativa, tutto per una roba che ormai è chiaro che non abbiamo nessuna intenzione di usare e che contiene asseritamente, a detto dell'Europea, a detto di tanti fenomeni tipo il geniale Boldrin, no? Questo tipo vale tantissimo perché quelli sono dei crediti che vanno benissimo, no? All'interno di questo MES. Per la cronaca, all'interno del MES al momento ci sono i crediti che noi abbiamo nei confronti della Grecia. Secondo me non ce li dà mai. Però se invece uno pensa che siano, come tutti dicono, una roba che vale tantissimo e che ridaranno sicuramente, no, ai seminari, benissimo. Sono 15 miliardi di valore dei crediti per noi, che ce li diano. E vedete che noi rinunceremo ad avere questi nostri bellissimi crediti per il futuro, ma intanto cominceremo ad avere qualche soldino per adesso che secondo me ci serve un po' di più. Ecco, mettiamola così. Comunque all'interno di tutta questa storia, ripeto, ci sono delle situazioni potenzialmente importanti. E voi capite che se io devo scartare
in modo sanguinoso centinaia di emendamenti, ognuno di questi potenzialmente interessantissimo, ognuno di questi con un'idea più o meno buona per migliorare la vita degli italiani o anche solo alcuni di essi. Dall'altra parte, io mi trovo la von der Leyen che richiede ulteriori 70 miliardi perché c'è un deficit importante da parte dell'Ucraina e quindi è giusto correggerlo. A me viene il lieve sospetto che a buona parte dei miei elettori girino un po' le balle. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quindi, più che in passato, secondo me, bisognerebbe stare molto attenti con questo discorso del ma io finanzio l'Ucraina senza se e senza ma. Perché c'è un discorso di merito e c'è un discorso di metodo. Cominciamo nel merito. Io da un po' di anni, premessa, non sono lo studioso del Donbass, del Lugansk, c'è della gente che mi fa tutti dei grandi scorsoni dicendo perché lì l'ucraino bombardava già per primo il povero russofono e quindi in realtà sono stati liberati, lì è una guerra sanguinosa, no? Ecco, io non, guardate, sono appassionato di un sacco di cose, signori, ma non si può essere appassionati di tutto. Di quello che succedeva lì, alcuni del mio partito erano molto informati. Io personalmente di quello che succedeva in Ucraina o nel Donbass o in Crimea non sapevo nulla, no? E quindi non mi spaccio per un esperto particolare. Però io so, secondo me, fare il rappresentante dei cittadini, io so quantomeno cosa dovrei fare e so per certo che c'erano ampi settori del mio elettorato, ma in generale dell'elettorato italiano, che erano contrari e sono contrari a mandare armi in Ucraina. E io li devo rappresentare, ma gliel'ho sempre detto all'inizio, guarda, a prescindere da tutto, potete dirmi quello che volete, ma anche soltanto per il fatto che, adesso io, sapete che me ne frego dei sondaggi, no? Cioè i sondaggi mediamente dicono che la gente è contraria all'invio di armi in Ucraina con percentuali comprese dal 80% al 50%. Diciamo che non mi interessano i sondaggi, ma fisicamente io li incontro per strada, cioè nel senso io delle 2000 persone che conosco, non so, sarò sfortunato, saranno tutti pagati da Putin e non me ne sono accorto, ma 1800 buoni, ma probabilmente 1900 non pensano che sia una buona idea continuare a mandare le armi in Ucraina. E quindi in generale io, indipendentemente dalle mie idee personali, per fare bene il mio lavoro di rappresentante, questo punto di vista lo dovrei portare avanti. Però se anche mi ci metto a pensare un attimino, no? Facendo finta di non sapere le cose che so per la mia appartenenza al Copasir, beccata la zanzara. Ottimo. Quest'anno ci ha regalato Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click.
e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Anche di non sapere quelle. Ma se nessun analista serio, ma lo stesso ministro, non è mai venuto a dire ma guardate che siamo lì adesso ci sarà la riscossa. Evidentemente c'è stato qualche lievissimo problema con lo spazio di archiviazione. Mi sa che è arrivato il momento che devo cambiare il mio brillante telefono. Quindi scusate la lievissima interruzione, possiamo ricominciare. D'altra parte abbiamo parlato per la prima parte del bilancio, adesso facciamo 2 paroline veloci sull'Ucraina, ecco, così almeno diamo anche un senso alle due parti del discorso, ma la faccio molto breve, mettiamola così. Come vi ho detto, indipendentemente da come la penso, di come erano le cose, da come me la raccontate voi o similari, già solo per il fatto che in tanti sono contrari a inviare armi in Ucraina, io come rappresentante dovrei quantomeno ascoltarvi. Dall'altra parte non c'era logica, nel senso che se nessuno ha mai detto che c'erano possibilità di riscosse immediate o cose di questo tipo, e poi d'altra parte dove vai? Cioè, nel senso, quello che, diciamo, il meglio che poteva fare l'Ucraina per riuscire a resistere all'attacco russo è stato fatto nei primi momenti, cioè quando a un certo punto si è tentato l'assalto immediato su Kiev è fallito, quindi quella che poteva essere una guerra lampo invece è diventata una guerra di trincea, ma una volta messi in trincea non c'è una possibilità per un esercito in inferiorità di poter prevalere su un esercito in superiorità. Si capisce che non è serata. Avremo modo di parlarne in modo un pochettino più ordinato. Scusate, approfitto quindi per salutarvi. Comunque l'argomento è abbastanza importante, è abbastanza spinoso, stringendo proprio al massimo prima che risalti il telefono, perché evidentemente qua è, non so, qualche servizio segreto straniero che impedisce che si parli di tutto ciò. Ma l'argomento è: se tu vedi una cosa che non ha senso logico, no? Perché non si capisce per quale motivo una situazione che anche i bambini, senza essere gli strateghi, capiscono che va a deteriorarsi di giorno in giorno, una situazione che va deteriorandosi di giorno in giorno deve essere interrotta in qualche modo. No, capite? Come dire... Poi per carità uno dice ma l'ideale sarebbe, ecco, va bene, l'ideale sarebbe gli unicorni, gli arcobaleni, quelle cose lì ci possono essere da tutte le parti. Uno deve sempre rimanere aggrappato alla realtà. La realtà ci dice che la situazione per l'Ucraina sta peggiorando di giorno in giorno e che non ci sono possibilità di recuperare il terreno perduto, non ci sono, no? L'unico modo che uno potrebbe avere di recuperare il terreno perduto è con un'escalation, significa che oltre all'esercito ucraino arrivano anche gli americani e cose così, poi si finisce la seconda guerra mondiale. Quindi chi tifa, dal mio punto di vista, per il recupero dei territori da parte dell'Ucraina, o chi pensa che sia possibile arrivare con un aumento dell'impiego dei mezzi, no? Col recupero dei territori persi, da parte dell'Ucraina, dopo diciamo la prima fase eroica di stop rispetto all'avanzata che probabilmente pensavano essere molto più facile o molto più lampo da parte dei russi, però chi tifa o chi pensa
che si possa recuperare il terreno perso con l'Ucraina utilizzando un dispiego internazionale di mezzi, portiamo là i nostri soldati e cose di questo tipo, tifa per la terza guerra mondiale. E quindi secondo me non va bene, la metto semplice, diciamo, non va bene per fare un giro di parole, non va bene finire la terza guerra mondiale, secondo me è da pazzi, ok? E credo che così la pensino in tanti. Per cui la cosa dovrebbe essere, bisognerebbe accompagnare in tutte le maniere possibili verso una fine la più onorevole possibile. Ogni momento che passa è peggio, dato che ogni momento che passa per l'Ucraina, non per la Russia, cioè se io fossi diciamo il filorusso, il putiniano e cose di questo tipo, ma dovrei lasciarli andare avanti così per sempre. Ma chi se ne frega, cioè nel senso, tanto se volessi fare gli interessi della Russia, oggi c'erano 5, domani c'erano 6, dopodomani c'erano 7, dopodomani c'erano 8 e va tutto bene così. Quindi il fatto di volerla chiudere lì non è esattamente un argomento filorusso, ma forse proprio più filo-ucraino. Il risultato però che cos'è? Che se vedo una cosa che vedono tutti, vale a dire che è una prosecuzione illogica di una situazione di guerra. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Quindi, in aggiunta a quello che voi mi avete sempre dato come indicazione in quanto vostro rappresentante, vale a dire cerca di fare il possibile per far smettere l'invio di armi perché a noi non va bene, perché così questo tipo. Io avevo già detto l'anno scorso, guardate che l'ultima, ogni volta vi ho detto ma guardate che non ha senso, ma guardate che, no, così questo tipo, voi continuavate tutti a dirmi ma noi facciamo così perché vogliamo mettere l'Ucraina sul piano di parità, no, rispetto alla Russia, così da poterla portare sul tavolo di pace nelle migliori condizioni possibili. Benissimo, ma se questo tavolo di pace non arriva mai e le condizioni possibili non arrivano mai, evidentemente non è quello che mi avevate detto. E allora il risultato che cos'è? Che l'anno scorso vi avevo detto che era l'ultimo e infatti io non lo voterò mai, no? L'ennesimo autorizzazione annuale per dare tutte le armi che si vogliono, e che non è il prossimo pacchetto armi. Se ci portano il prossimo pacchetto armi, no, il Copasir è ancora coperto dalla prima legge, io non posso farci niente, posso nel segreto del Copasir dire a Crosetto tutto quello che penso di questa situazione, ma finisce lì, no? Non c'è un voto, Copasir non vota. È semplicemente un raccordo fra il Parlamento e il governo per renderlo dotto di cose che devono rimanere riservate. Per il resto, noi arriviamo in una situazione dove contemporaneamente, oltre a questa mia già convinzione, no, sul fatto che non andasse da nessuna parte, contemporaneamente noi abbiamo una finanziaria dove dobbiamo togliere un tot di emendamenti per cose che tutti ritengono utili, importanti e così via per i nostri cittadini, e dall'altra parte abbiamo una von der Leyen che chiede 75 miliardi per l'Ucraina. Di questi soldi abbiamo degli esempi abbastanza eclatanti, no, di come possono essere intascati, ma anche lì, ma immaginate, no, cioè arrivano centinaia di miliardi e cose di questo tipo, e questi, secondo voi una classe dirigente non esattamente specchiatissima al potere resiste alla tentazione di impossessarsi di un po' di questi milioni? Mi sembrerebbe curioso, ecco, mettiamola così. Il risultato poi l'abbiamo visto, va bene, i Vater d'Oro, ma non voglio neanche entrare più di tanto in quella situazione lì. Semplicemente abbiamo una spesa dalle dubbiose garanzie, no?
dagli ancora più dubbiosi risultati, che si innesta sul momento in cui noi dobbiamo fare cinghia. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciliegina sulla torta finale di oggi, scopriamo che Zelensky va in Francia a ordinarsi 100 caccia. Quindi noi mettiamo i soldi. No? Attenzione, noi so già l'obiezione di Crosetto, noi non diamo i soldi, noi diamo soltanto equipaggiamento, gli antiaerei e così tipo, lo so, ma se l'Unione Europea invece li dà i soldi, non possiamo dire che noi non ci siamo, perché noi, ahimè, nell'Unione Europea ci siamo, quindi quando l'Unione Europea dà i soldi all'Ucraina, io non voglio neanche sapere cosa sono le mazzette che eventualmente prende l'Unione Europea. Fino adesso abbiamo visto dei casi che sono poco edificanti. Supponiamo che invece si siano svegliati, sono tutti santi, no? Quindi dall'Unione Europea nessuno prende nessuna mazzetta. Ok? E danno tutti i soldi senza nessun tipo di ritorno, quei sacchi di banconote che hanno trovato nella casa di quello con il batter d'oro, no? Così tipo, non sono gli stessi sacchi di banconote che finivano ai vari eurodeputati e così questo tipo per i mondiali del Qatar. No, non c'è questa similitudine, quindi l'Unione Europea non prende niente. Ok? Finiscono magari in qualche attività corruttiva in Ucraina, vabbè, però sai, la corruzione c'è dappertutto, se no anche noi va benissimo. A me la cosa che fa più girare le balle rispetto a quella trovata oggi è che questi soldi, no, che vengono dati, quindi anche nostri, che vengono dati dall'Unione Europea, ogni denaro dato dall'Unione Europea per il 15% è nostro, perché arriva con il bilancio dell'Unione Europea e quindi quando l'Unione Europea si fa bella nel dare dei soldi a qualcuno, quelli sono soldi nostri. Motivo per cui l'Unione Europea è il più bel lavoro del mondo, cioè tu sei lì, babbi soldi dagli altri, no? Poi vai lì con il tuo sorrisone a distribuirle a chi cazzo piace a te, no? Che siano delle agenzie di propaganda, che siano bellissimo. Comunque il fatto sta che tenete presente che il 15% sono soldi nostri. Quindi se l'Unione Europea dà 10 miliardi, 1,5 miliardi sono italiani che vengono dati agli ucraini, non c'è nessuna mazzetta, nessuna da parte dell'Unione Europea, nessuna viene trattenuta dagli ucraini, quindi supponiamo che belli pari questi cosi, però scopriamo che vanno a finire alla Francia. Noi del consorzio Rafale è della Dassault, Rafale, quindi non c'è neanche per tramite le joint venture come succede invece per MBDA, no? E seminari, no? Quindi Dassault tutto francese. Quindi noi stiamo tirando la cinghia per dare i soldi all'Ucraina, che li rigira la Francia. Pensate di convincermi in questa maniera, andare contro a quello che i miei elettori mi chiedono? Questo lo dico, se ci fosse qualcuno all'ascolto di quelli che invece non mi votano. Pensate di convincermi in questo modo? No, non ci siamo. Quindi prima che risalti ancora una volta, vi saluto e vi assicuro che ne riparleremo e ne riparleremo prima di gennaio. Da lì allora il mio lavoro sarà cercare di convincere più gente possibile per evitare che si vada a ripetere l'autorizzazione in bianco per un anno della consegna di armi, così come è stata fatta per l'ultima volta da parte mia l'anno scorso. Avete ascoltato Scuola di Magia.
Qui Parlamento. A te la linea, Antonino. Grazie cara Natalia, alle 19:28 minuti e 4 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Ringraziamo come sempre il senatore Claudio Borghi per il suo intervento. Noi adesso diamo un'occhiata alle agenzie, vediamo che cosa sta succedendo nel mondo, vediamo un po' che cosa ci dice l'ANSA. L'ANSA domina ancora la questione di Fratelli d'Italia che attacca il Colle, consiglieri contro Meloni smentiscano, la replica sconfina nel ridicolo. Il capogruppo alla Camera Bignami cita un articolo della Verità su un piano del Quirinale per fermare la Premier, stupore della Presidenza della Repubblica, le opposizioni, intimidazione. Il direttore del quotidiano Belpietro, confermo tutto. Quindi vedete che molto probabilmente domani in rassegna stampa Semivarin avrà ulteriori argomenti da presentare nel corso della sua disamina dei giornali. Un momentino che ancora uno si trova la pubblicità nel bel mezzo, mentre ecco qua. Poi ancora Fazzolari, da Fratelli d'Italia e Palazzo Chigi, nessun dubbio sulla lealtà di Mattarella. Alla Casa Bianca Trump accoglie Bin Salman con tutti gli onori, fa volare gli F-35 che gli vuole far vendere. Il caso Zitta Cicciona, l'insulto del tycoon a una reporter che faceva una domanda su Epstein. A Milano accoltellato e rapinato uno studente di 22 anni, resta invalido. Poi vedremo la notizia dopo la pausa. Sono le 19:29 minuti e 50, noi andiamo in pausa e poi ci ascoltiamo Ennio Morricone, Marcetta Popolare del 1981, direttamente da Biancorosso e Verdone. A tra poco. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Di nuovo a te la linea. Grazie a te cara Natalia ed eccoci che con l'Alfa Sud di Pasquale Ametrano siamo arrivati alle 19:31 minuti e 53 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre la puntata numero 1081 di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. E adesso abbiamo ancora pronto il diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi. Natalia, se sei pronta, mandalo pure. Un tempo le maestre delle scuole elementari facevano imparare in classe il motto: tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Era un motto che invitava alla prudenza, all'analisi dei fatti, ai piedi per terra. Un motto del genere non deve essere mai averlo sentito nominare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che, confondendo i suoi desideri con i fatti, prende spesso delle sonore cantonate che peraltro metabolizza anche con grande disinvoltura.
Un anno fa, ad esempio, Trump era sicuro che gli sarebbe bastato un incontro con Putin per fargli interrompere la guerra con l'Ucraina. Si è visto. Poi aveva previsto di staccare la Russia dalla Cina, il rapporto fra i due paesi oggi più forte che mai. Quindi avrebbe sistemato in un battibaleno la questione di Gaza, che invece resta più purulenta che mai. Poi Trump era sicuro che avrebbe spento gli altri focolai di guerra nel mondo, ma invece ne sta accendendo un altro, quello con il Venezuela. Insomma, Trump è un uomo potentissimo che prende anche lucciole per lanterne e quindi è anche molto pericoloso. Ecco appunto, ogni tanto prende lucciole per lanterne e naturalmente questo può creare dei problemi. Tra l'altro ancora non sappiamo che cosa succederà con il Venezuela, la situazione è ancora quella di una sorta di stallo alla messicana, uno stallo che ricorda molto i film di Sergio Leone. Ad ogni buon conto sono le 19:34 minuti e 10 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Vi dicevo questa notizia sulla cronaca dell'Ansa: 22enne accoltellato e rapinato a Milano, resta invalido. Zona Corso Como, sono 5 i ragazzi arrestati. Adesso diamo un'occhiatina un po' più approfondita a questa notizia, perché effettivamente è drammatica, insomma non si può restare tutta la vita su una sedia a rotelle per questa cosa, veramente. E gli aggressori si vantavano su Instagram, dice TGcom. Adesso diamo direttamente, ecco qua, Milano, 22enne accoltellato, resta invalido, scrive TGcom 24. Gli aggressori si vantavano su Instagram. Il giovane ferito nella notte del 12 ottobre ha riportato danni permanenti a una gamba. I 5 ragazzi coinvolti, 3 minorenni, 2 maggiorenni, si scambiavano messaggi sprezzanti dopo il ferimento. Un 22enne milanese, scrive TGcom 24, è rimasto gravemente ferito dopo un'aggressione avvenuta nelle prime ore del 12 ottobre nella zona della Movida di Corso Como. Il giovane, studente della Bocconi, è stato prima deriso e poi picchiato da un gruppo di 5 ragazzi, poi rapinato di 50 euro e infine colpito con 2 fendenti che gli hanno causato una grave lesione a un'arteria e danni al midollo osseo. Le conseguenze cliniche, secondo i medici, comportano un'invalidità permanente alla mobilità di una gamba. Le indagini del commissariato Garibaldi Venezia hanno permesso di individuare i responsabili, 3 minorenni e 2 maggiorenni della zona di Monza, arrestati con l'accusa di tentato omicidio pluriaggravato e rapina pluriaggravata. Nei giorni successivi al ferimento, i giovani si sono scambiati messaggi nei quali commentavano l'episodio con tono sprezzante, parlando di video dell'aggressione e proponendo di pubblicare la storia sui social. La ricostruzione dell'aggressione è avvenuta in via Rosales. L'episodio si è verificato intorno alle 3 di notte in via Rosales, a pochi passi da Corso Como. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, scrive ancora TGcom 24, il 22enne ha incontrato casualmente il gruppo, che ha iniziato a deriderlo approfittando del fatto che avesse bevuto. La situazione è rapidamente degenerata, il ragazzo è stato colpito con calci e pugni e rapinato del denaro che aveva con sé. Tentando di recuperarli, ha seguito i suoi aggressori, venendo accoltellato da uno dei 2 maggiorenni e nuovamente picchiato a terra da tutto il gruppo. In un primo momento le ferite non sembravano gravi, ma in ospedale è stata accertata la profondità dei fendenti e la gravità dei danni interni. I 5 ragazzi arrestati sono 3 minorenni e 2 maggiorenni con piccoli precedenti, uno per furto e uno per possesso di un'arma bianca. Gli investigatori li descrivono come un gruppo molto unito. Al momento dei fatti nessuno dei 3 minorenni risultava avere altri carichi pendenti. Le accuse contestate dal GIP riguardano il concorso nel pestaggio, nella rapina e nell'accoltellamento. La vittima è stata soccorsa dopo che i sanitari hanno rilevato la profondità delle ferite, una al gluteo e una alla schiena. Proprio quest'ultima ha provocato la lesione di un'arteria e un'emorragia interna che ha richiesto un immediato intervento ospedaliero. La coltellata ha inoltre intaccato il midollo osseo, causando danni considerati permanenti alla mobilità di una gamba. Il quadro clinico è stato determinante per l'impostazione dell'indagine e per le ipotesi di reato formulate nei confronti del gruppo. Durante le fasi successive al ferimento, scrive ancora TGcom 24,
I 5 ragazzi hanno scambiato messaggi nei quali commentavano l'aggressione in modo derisorio. Uno di loro ha scritto: "Oh, c'è un video dove si vede che lo scanniamo", mentre un altro proponeva: "Facciamo una storia su Instagram". In un'occasione uno degli indagati ha rilasciato un commento su TikTok sotto un post dell'europarlamentare Silvia Sardone riferito ad altri accoltellamenti avvenuti quella notte, alludendo al fatto che mancasse quella a cui aveva partecipato. Anche dopo le perquisizioni, informati della gravità delle condizioni della vittima, non hanno mostrato segni di preoccupazione. "Speriamo che schiatti", diceva uno, mentre un altro proponeva di fingere preoccupazione e andare a trovarlo in ospedale. La Polizia di Stato ha eseguito gli arresti sulla base dell'ordinanza emessa dal GIP di Milano. Le indagini del commissariato Garibaldi Venezia hanno permesso di ricostruire l'intera dinamica attraverso testimonianze, immagini disponibili e messaggi scambiati tra i 5. La gravità delle condotte, unita alla mancanza di qualsiasi segno di pentimento, ha supportato l'applicazione delle misure cautelari. Durante le perquisizioni effettuate nelle abitazioni dei ragazzi sono stati trovati abiti e un coltello a serramanico compatibili con l'aggressione. Gli elementi sequestrati sono stati messi a disposizione degli inquirenti per gli accertamenti tecnici. La comparazione del materiale raccolto con la ricostruzione investigativa ha consolidato il quadro accusatorio. Domando quale possa essere giustizia nel momento in cui tu cresci un figlio, lo mandi alla Bocconi facendo sacrifici, un fior di figlio che cerca di studiare, cerca di fare la sua parte e costruirsi un posto nel mondo, e poi ti arrivano 5 individui di questo genere e te lo sfregiano a vita, con una gamba anchilosata a vita, tutto questo per fottergli 50 euro, rendetevi conto, 50 miserabili luridi euro. 50 euro non comprano nemmeno 49 euro al giorno d'oggi. Ora, sto ragazzo sarà assegnato a vita per 50 fottuti euro. Domando quale possa essere giustizia in questo caso. Lo domando a voi. 0292947222, dovremmo avere però già una telefonata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele. Bonsoir, un saluto noblesse oblige, madame, monsieur, comment ça va bien? Ladies and gentlemen, welcome, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna sulla radio, che non è una radio, una talk radio, Radio Libertà, sulle magiche onde, frequenze in DAB di Radio Libertà anche in TV. Dunque, quest'anno lo vinciamo il microfono d'oro? Bella domanda, Michele, vediamo, insomma, non c'è 2 senza 3, di solito si dice così. È così, è vero. Dunque vado con il mio editoriale. Vai. Il punto di Michele Caruso. Hanno deciso di andarsene esattamente come hanno trascorso la loro vita insieme. Vive bianco e nero dell'avanspettacolo, le varietà di una volta, così quando suonava la sigla del Dada Umpa o La notte piccola piccola per noi, Alice e Ellen, le gemelle Kessler erano inseparabili e hanno voluto morire nello stesso momento, scegliendo da tempo la data per uscire in scena, ricorrendo al suicidio assistito. C'è dell'agnosticismo, dal greco alfa privativo più gnosco, l'etimologia significa senza conoscenza, quasi come se ci fosse un'illuminazione divina sul fatto che esista o meno un al di là, oppure ci si pone il dubbio sull'esistenza appunto da agnostico. E dunque l'eutanasia, dal greco, anche questa è la parola etimologica derivante dalla lingua greca antica, eutanatos, dolce morte. Una lunga vita, 89 anni, vissuta a fianco, lontano da ogni iubis, e così sulla scena come anche fuori dalla scena dell'avanspettacolo. Una promessa che si erano fatte da tempo, andassero insieme ed essere sepolte nella stessa urna, pardon, accanto ai resti della madre e del loro amato cane Iello. E così, dopo i tanti successi, molti in Italia, in primis sulle reti Rai, si erano ritirate nella loro casa a Ruewald, un piccolo comune alle porte di Monaco, ed è stato lì che la polizia bavarese, intervenuta con una pattuglia intorno a mezzogiorno
li ha trovate ieri senza poter fare altro che constatarne il decesso, escludendo la responsabilità di terzi, a confermare che la loro è stata una scelta consapevole e pianificata, e che dunque volessero morire il giorno 17 novembre del 2025, è stata l'associazione tedesca per una morte dignitosa, che ha spiegato al quotidiano Süddeutsche Zeitung che si è trattato di un suicidio assistito. Le due sorelle gemelle erano in contatto con l'organizzazione già da tempo per ricorrere a una pratica che in Germania è consentita a determinate condizioni. Vi possono ricorrere soltanto se maggiorenni e con la capacità di agire e di fare esclusivamente sotto la propria responsabilità. E dunque, così come sono entrate nella scena, con molta discrezione escono dal palco ed escono in scena insieme le gemelle Kessler. Ecco, Adinolfi ha detto che la Chiesa ha taciuto, dunque che fa clamore, anzi addirittura dice che è vergognoso il silenzio della Chiesa, perché questo è un metodo che risale al sistema nazista della Germania della seconda guerra mondiale. E dunque io vorrei chiederti, Antonino, tu che cosa ne pensi? Io credo che la vita sia un dono prezioso e bisogna farne tesoro, ma che ci sia libertà ognuno di farne quella che meglio ritiene, e dunque anche la fine vita, se deve essere meno dolorosa, comunque dignitosa e più lieta nel ispirare l'ultimo respiro, dunque l'anima, è preferibile. Da Michele Caruso, grazie e buona serata. Michele, è molto semplice il concetto. Ci sono delle decisioni a vita e morte che riguardano solo la nostra coscienza e Dio, se uno ci crede. Punto. Dopodiché, come sempre accade in questo paese, c'è chi tira le morte per la giacchetta come fa Adinolfi, che così può sfruttare l'occasione per dire la sua. Io davanti a queste cose preferisco tacere. Lui ha preferito parlare, ognuno fa le sue scelte, punti di vista. Dall'altro lato c'è il Corriere della Sera, per esempio, che oggi parla delle Kessler e decide di parlare anche della necessità di una legge sull'eutanasia in Italia. Torno a ripetere, queste sono questioni estremamente private ed estremamente personali e di conseguenza forse sarebbe giusto tacere davanti a questo. Dice, ma la Chiesa ha un insegnamento ed è un insegnamento noto. È chiaro che la Chiesa è contraria all'eutanasia. Ogni cattolico è contrario all'eutanasia, o almeno questo è quello che gli viene insegnato. Detto ciò, però, non è che se qualcuno sceglie l'eutanasia, allora domani il Papa si deve affacciare a San Pietro e dire che le Kessler sono scomunicate, vanno all'inferno, bruceranno nei secoli dei secoli. Non è questo il compito della Chiesa. Perché la Chiesa usa la medicina della misericordia, non il bastone. Ma questa è un'altra storia e poi ormai il mio tempo è scaduto. Comunque, ci rivediamo domani alla solita ora, alle 18:05 trattabili, sulle magiche onde di Radio Libertà. Ci salutiamo per onorare ancora una volta Carlo Verdone con i titoli di coda di Un sacco bello, 1980, sempre ad opera di Ennio Morricone. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.